Ebbene sì, 22esima Fiera Festa del Toro, siamo qui sotto il tendone, allestito anche quest'anno per succulenti pranzi e cene a base di toro, risotto e ogni altra squisitezza. No, potrebbe esserci uno scoop, è proprio lui, Ever Marco Geo Lynch. È uno scoop, l'ennesimo scoop di alto di gamma. E sta mangiando? Già mangiato il risotto. Veramente un grande colpo di scena, amici. Pensavamo di un lunedì senza grandi exploit e invece, ancora una volta, chi ti troviamo? Il principe del web nel Basso Veronese, che assaggia la sua patatina. Anche perché è l'unica che può vedere questa sera. Questa è una battuta tagliente di una persona non meglio conosciuta, ma che potrebbe diventare, grazie al traino di Geo Lynch, l'ennesimo personaggio scoperto da Alto di Gamma. Può partire il sondaggio sul web per individuare questo personaggio sconosciuto e misterioso, che passa tutti i lunedì sera della Festa del Toro alla Festa del Toro. Solo il lunedì bello questo. Che tutti, sigaretta naturalmente. Alla Festa del Toro solo personaggi di prim'ordine. Ti vendi caffè qua? 4,12. Uomo YouTube 2007 canale Alto di Gamma, offro la casa. Grazie. Guardate che tutte le fortune te che. Ma no, ascolta, dai, una festa, inventati in beneficenza, paga il manco che il caffè, dai. Ron Dennis a Sanguinetto alla Festa del Toro. Mi servono 100 milioni per pagare la multa. Ti li può dare dalla cassa. Invitato speciale. 100 milioni. Niente, mi piace per la McLaren, ma rimaniamo insolventi. Con Montezemolo all'autodromo di Trevenzuolo e Vigasia. Andrebbe bene per fare delle gare di go-kart, direi. No, ma se lo sminuisce sarà il più grande autodromo del Veneto. Viste le promesse mi pare che le cose vadano un po' per le lunghe, sinceramente. Sì. Questo è vero. Detto da Ron Dennis, un parere qualificato anche sull'autodromo di Vigasio Trevenzuolo. Amico Geo Lynch, cosa ne pensa? Geo Lynch chiedono una foto con Ron Dennis. Che un fotografo ufficiale dell'arena. Adesso guardiamo Ron Dennis e Geo Lynch alla testimonia 2008 della Fiera Festa del Toro di Sanguinetto. Amico, se lo vedi stasera. Dove? Al ballo? Adesso a balli latinoamericani. Latinoamericani? Adesso mi sono in peso stasera, dai che andiamo a peso. Dai, no, perché porcolino! Alla serata di balli caraibici latinoamericani. A Benedetto che cantavano di peso. Ma che bella attrezzo qua. Oh, mica era Tolemo? Com'è? Su quegli agricoltori diretti. No, vedo, senti questa. E che mettiamo gli adesivi alti di gamma. No, che mettiamo il dino a Sandrali. Qua. Metti che la spinetta. Prova a mettere la spinetta insieme. Versione del Castle Garden. Tra l'altro Castle Garden proprio la serie a quello del castello. Guarda, sono chiesto bene. Sono chiesto bene. Spinetta vai in mona del vino. Oh, novità 2008. Vedo con sto affar qua. Hanno detto fattura 12 in piedi. Sento minchia cosa. Ma che vorrei questa pagata sulle Terese in corte. Padana, piattaforma aerea Sanguinetto. Ale Chechi! Domani mattina lo facciamo.
Oh ragazzi, allora vi visto che insomma Marco Geo Lynch, alto di gamma, è ritornato. Voleva stare fuori dalla scena ancora un altro poco perché sapeva di aver rotto un po' i coglioni, a parte i buttei dalle casette, da Regnago, da Borgo Veneto, insomma i soliti, ecco. Chico più, Porgolino che abbiamo visto prima. Niente, siamo qua alla Fiera Festa del Toro, Sanguinetto, e mi consiglio a tutti di venire a fare un giro, che sarà un Camille, che sarà anche Michele alto di gamma. Ecco, mi vedevo un attimo, uscito un po' il programma, praticamente venerdì 9 che è stata l'inaugurazione, all'11 che era Ruggero Scandiuzzi, per gli amanti del liscio. Ormai se l'ha perso. Si è perso venerdì Iano e sabato Ruggero Scandiuzzi. Domenica, ieri, che era la Noche de Flamengo, e questa sera con un grandissimo spettacolo dei balli latinoamericani, fantastico. Domani sera Diapason Band, e sarò qua anche a me, a cena, con i miei amici, con i Bitei, quindi venite a Catania, che siamo contenti. E martedì sera. Martedì, mercoledì che è la Noche de Tango, che io ho visto le ballerine, vi assicuro, al bacio. Mi zappasse sotto. Naturalmente. Oh, giovedì che Zelig, ragazzi. Giovedì Zelig e venerdì che Edoardo Vianello, c'è che non se le ricorda Edoardo Vianello. Sì. Con Sandra che fa il spettacolo là. Cos'è? La famiglia Grip. No, cos'è? Sandra Mondaini. Sarà suo fratello. Ah, suo fratello. Sarà suo fratello gemello. Boh. Oh, Sabo, vi ricordo tutti che Michele la sua orchestra. Che non è mia il tuo di gamma, la mia è Miche che ne viene qua, pensa a fare karaoke. Domenica serata di chiusura con i nomadi. Wow, ma quei giusti proprio. Sì, nomadi. Con le fiere, i lori. Beh, ascolta. Sì. E quindi? Edizione 2008 in grande stile. Sì, coi botti che muovono stand qua della fiera che adesso andiamo a vedere. Ecco. Venite a visitare lo stand di Marco Geo Lynch, questo è il padiglione, vedete? Sì, questo è solo padiglione. Il padiglione solo di Marco Geo Lynch e alto di gamma. Approfitto anche per fare un altro lancio promozionale. Vai, cosa state inventando oggi? No, personalmente niente, però siccome siamo molto amici, questa è la ricevuta della banca, non mi pare il caso. No. Ne sotto in questo mese in banca. Anche dai, segreto fa vedere che mo iniziava qua che stufi, la gente lavora il ritmo. Io non dico niente. Però Dino da Sandrale, vera, grande operazione di co-marketing, tutto ricavato in beneficenza, non che sarà niente in beneficenza perché praticamente le vengono le spilette, quindi non che sarà beneficenza, però ti ha fatto bene Marco. Questo super gemellaggio con il nostro amico Brusco, per cui ecco. E spiega l'operazione del joint, cos'è? Ecco, allora dovete andare su www.dinodasandra.com, mi raccomando, aperto a tutto il mondo. Sì. E lì che sarà una lista dei locali praticamente in cui il Dino da Sandra la visita e sa trova bene. A proposito, ripeto, a Sanguinetto che The Joint e il Circolo alla Stazione. E che sarà anche a Francia, ma non è mia massa furba, non so mia se il gemellaggio andrà fino in fondo. Esatto. Perché capire l'antifona, non la mia più bella operazione, esatto, che ha qualcosa che non funziona. Che ha un po' di delay nei confronti della realtà. Rispetto a tutti quanti, Butei, e alla prossima naturalmente.